stasera presentiamo questo libro, questo saggio di Alessandra Roggia, Progresso o Regresso, e io comincerei con una domanda che credo di non averti mai fatto quando insomma, ci siamo sentiti per l'editing, la pubblicazione, eccetera. Cioè, il titolo Progresso o Regresso in realtà significa già molto, no? Perché è una domanda, però è una domanda che diciamo c'è già incorporata la risposta. Sì, più o meno sì. Questo è il fatto, no? Quindi siamo di fronte a un progresso, parliamo di tecnologia ovviamente, che non dico ma comunque rischia di diventare un regresso, questo è il senso del titolo e quindi di tutta la trattazione interna. Ecco, la domanda che volevo farti è questa: come mai una persona giovane, dinamica come te, no? Si pone una domanda del genere e tratta un argomento del genere in questo modo, poi vedremo come, che normalmente questa è una cosa che vuol dire riservata un po' a noi, un po' più vecchietti, no? Una domanda un po' retro, no? Si stava bene ai vecchi tempi, torniamo ai nonni, non dico ai nonni nemmeno ai papà, no? Che è stato un oggetto che ci sommerge, ecco. Ecco, una domanda che è questa: come mai ti è venuto in mente di scrivere una storia, un libro di questo genere? Beh, diciamo che alla fine, certo, anche io appunto come dicevamo sono una persona molto attiva, molto dinamica, sono diciamo la prima che ama parlare con la gente, interloquire, anche io utilizzo i social network, quindi ho il mio profilo Facebook, uso WhatsApp, però ho incominciato a pormi questa domanda quando ho visto che insomma intorno a me le persone di questa tecnologia ne hanno fatto più un abuso che non un uso, quindi il problema fondamentale è stato un attimo quello. Io mi sono ritrovata a pubblicare magari su Facebook delle fotografie e subito dopo arrivavano le telefonate delle amiche: ah, ma come mai hai messo quella foto lì? Ascolta, dovresti tagliarmi la gamba perché qui sembro troppo grossa, dovresti fare qui, no? Allora ho detto aspetta un attimo, perché se decidiamo di utilizzare un social network per piacere, per diletto, per non so, farci un sorriso mentre osserviamo magari non so, come è andata una serata, quello è un discorso. Se invece deve diventare qualcosa di paranoico, insomma, bisogna un attimo mantenere le distanze da questi atteggiamenti. Quindi ho cominciato a pormi questa domanda: ma veramente un progresso la tecnologia, internet, i social network, oppure insomma, poi vabbè non parlo solo di internet, però diciamo, il motivo scatenante è stato questo. Ecco, per esempio, telefono cellulare contro telefono fisso, cioè fa questo confronto. Sono un po' degli estremi. Due parole proprio per dire... Due parole, beh, una volta il telefono serviva proprio per andare al succo del discorso, no? Devo vedere una persona, mi organizzo con questa persona, faccio la mia telefonata, ci diamo l'appuntamento e ci vediamo. Quindi era utile, nel senso, era proprio... non dico, sì, indispensabile, perché altrimenti ci sarebbero stati piccioni viaggiatori, però oggigiorno invece il cellulare, diciamo che come scrivo sul libro, serve praticamente a tutto tranne che per telefonare, nel senso, tu col telefono, innanzitutto la telefonata si è andata anche un attimo ad appietare, nel senso che adesso c'è WhatsApp, i messaggi che non si pagano, c'è molto il discorso di utilizzare la scrittura appunto, poi per parlare comunque di tecnologia ancora più avanzata per quanto riguarda i cellulari, ci sono quelli che ti aprono il garage, ci sono quelli che a momenti cucinano, quindi insomma è un po' un'esagerazione. Ecco, un'altra cosa è Tutto Città, vi ricordate le pagine di Tutto Città con il navigatore satellitare, che fa tutti questi confronti? Sì. Pure qua di due cose. Io mi ricordo quando, insomma, ragazzina, avevo appena preso la patente, io col mio Tutto Città mi districavo da sola, guardavo le mie vie, mal che vada, se proprio sbagliavo strada, passavo il finestrino, mi scusi, e riuscivo a trovare la via. Diciamo che adesso io senza navigatore purtroppo mi ci metto in mezzo anch'io, perché comunque senza navigatore è impossibile praticamente, perché poi il cervello comunque non si allena, e questo insomma è un mio errore, un errore anche di tanti, dovremmo più utilizzare